Un grande fuoco in onore di Sant'Antonio Abate ha illuminato la notte nei giardini a Nuoro. Il falò è stato allestito per la prima volta nel centro cittadino dall'Associazione Culturale Fedales 1983, che ha deciso di partecipare al concorso indetto dall'amministrazione comunale. Dopo la benedizione impartita da Donaldo Cotu, parroco della cattedrale, il presidente dei Fedales 1983, Giovanni Porcu, ha acceso il falò, dando alle fiamme la grande catasta di legno allestita nella parte alta di piazza Vittorio Emanuele. Al fianco del fuoco un gazebo in cui, come vuole la tradizione, sono stati distribuiti ai tanti nuoresi presenti fave lardo e dolci, accompagnati da un buon bicchiere di vino. La serata è stata allietata da balli e canti sardi. Il programma di accensione dei fuochi in città proseguirà nei prossimi giorni. Una tradizione, quella in onore di Sant'Antonio, che affonda le sue radici in Sardegna nella religiosità popolare che vede nel Santo del Fuoco una delle figure più amate e invocate in caso di necessità. Una delle storie popolari su Sant'Antonio racconta che in un'epoca indefinita l'isola era flagellata da un grande freddo. I sardi, che non conoscevano il fuoco, chiesero la grazia a Sant'Antonio affinché intervenisse. Il religioso decise di ascoltare l'invocazione dei fedeli e si recò all'inferno e con l'astuzia sottrasse a Lucifero con un ramo di ferula il fuoco che consegnò agli uomini. E questo è uno dei racconti che alimentano la devozione dei sardi per Sant'Antonio. Da secoli le comunità della Sardegna, quest'anno ben 80, la notte del 17 gennaio rievocano il miracolo del fuoco accendendo grandi falò in onore di Sant'Antonio. Una leggenda con ogni probabilità mutuata dal mito di Prometeo che rubò il fuoco agli dei, radicata in una società pagana agropastorale, ma che il cristianesimo ha fatto propria facendola diventare una delle occasioni in cui i sardi manifestano la loro grande religiosità.